Tragedia lungo la Triestina nel primo pomeriggio di oggi nello scontro tra 3 auto e una moto. A perdere la vita il centauro di 60 anni originario di Salzano, i 3 feriti portati a Mestre. Macabra scoperta nel primo pomeriggio a Porto Santa Margherita di Caorle. Dalle acque del Livenza riemerge il cadavere di una persona, è giallo sulle cause della morte. Denunciato un 29enne già noto alle forze dell'ordine per il furto alla sede dell'Udu. Esclusa l'ipotesi di un gesto a fini politici, il quadro è un veneziano con precedenti. Il governo sta continuando a lavorare per la liberazione di Alberto Trentini, l'ha dichiarato il senatore veneziano Raffaele Speranzon, mentre l'11 maggio ci sarà un corteo acqueo per il 45enne lidense. Il sindaco Brugnaro svende le case comunali spitte per il bosco dello sport invece di investire gli alloggi. Ater così all'assemblea per la casa chiede risposte alla regione. Domani dalle 8 del mattino Gino Cecchettin sarà a Venezia nell'ambito del progetto Tenerezza. Pensarla e realizzarla concretamente è stato lo psicologo veneziano Giuseppe Baldan. A 80 anni dal giorno in cui Venezia venne liberata, l'amministrazione comunale si è impegnata ad organizzare 2 cerimonie per ricordare la giornata storica. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione veneziana dei nostri telegiornali. La cronaca in apertura con l'ennesimo incidente mortale sulle nostre strade, uno schianto nel pomeriggio tra 3 auto e una moto lungo la Triestina, Quarto d'Altino, a perdere la vita un uomo di 60 anni. Un 60enne originario di Salzano ha perso la vita nel primo pomeriggio verso le 14:30 in sella alla sua moto in un incidente che ha coinvolto anche 3 auto lungo la Triestina a Quarto d'Altino, nel tratto tra Porte Grandi e Caposile. Nello scontro sono rimaste ferite 3 persone, un uomo e 2 donne portati all'ospedale di Mestre. Sul posto sono giunti i sanitari del SUEM 118 e i vigili del fuoco, con squadre provenienti da Mestre e Treviso, anche con l'autogru, e dopo aver messo in sicurezza i mezzi hanno dato assistenza al personale sanitario per soccorrere i feriti, mentre i carabinieri di San Donà eseguivano i rilievi. Quando sono arrivati i soccorsi, l'automobilista che era finito nel fosso era già uscito dall'auto, mentre gli occupanti degli altri 2 mezzi sono rimasti lungo la strada e i feriti, una volta stabilizzati, hanno raggiunto l'ospedale con elisoccorso e ambulanze. Lungo quel tratto, noto perché conduce alle spiagge, la polizia locale di Quarto d'Altino ha gestito la viabilità e il traffico per deviarlo verso Altino e decongestionare l'area dove si stavano creando lunghe code. Si tratta della zona dove il sindaco Grosso intende mettere gli autovelox. La lista dei decessi si sta allungando, ha dichiarato, e sono necessari come deterrente. Tra poco riprenderanno i flussi verso le spiagge, conclude, e siamo stufi di andare a pregare per i morti da incidenti ai funerali. Ha urtato una donna di 42 anni in sella alla sua bicicletta facendola cadere a terra senza poi fermarsi a soccorrerla. L'incidente è accaduto ieri mattina intorno alle 7:30 in via Roma, Mogliano Veneto. Oggi pomeriggio i carabinieri hanno denunciato a piede libero per omissione di soccorso una 51enne di origine straniera residente nel Trevigiano. Secondo la ricostruzione dei militari, l'automobilista stava percorrendo via Roma quando nello svoltare a destra in via Pasubio ha urtato la ruota anteriore della bicicletta della 42enne, allontanandosi poi dal luogo del sinistro. La donna ha riportato un ematoma alla testa. Fondamentali nelle indagini le immagini delle telecamere di videosorveglianza. Macabro ritrovamento nelle acque della Livenza nel pomeriggio odierno intorno alle 14 nei pressi della foce a Porto Santa Margherita di Caorle. Recuperato un corpo privo di vita, avvistato da alcuni natanti in transito in quel momento. Sul posto sono intervenute immediatamente carabinieri e vigili del fuoco. Le operazioni si sono svolte con la massima cautela sotto il coordinamento dell'autorità giudiziaria. Al momento l'identità della persona deceduta non è stata resa nota. La salma è stata trasferita al cimitero di Caorle, dove resterà a disposizione per gli accertamenti medico-legali. Sulla causa del decesso non si esclude alcuna ipotesi. Denunciato un 29enne già noto alle forze dell'ordine per il furto alla sede dell'Udu, esclusa l'ipotesi di un gesto ai fini politici.
Ritrovati i computer rubati lo scorso 15 aprile nella sede degli studenti universitari a Venezia. Il caso è stato risolto dalla Digos insieme alla polizia. La questura ha dunque denunciato un 29enne veneziano già noto per i suoi precedenti, escludendo un'intimidazione o un gesto a sfondo politico cui si era pensato visti gli atti vandalici dei mesi precedenti, perché denaro e materiale venivano utilizzati dagli studenti. I video di sorveglianza hanno permesso di ricostruire gli spostamenti del malintenzionato che aveva lasciato alcune impronte. La polizia ha perquisito la casa del presunto responsabile, dove è stata ritrovata parte della refurtiva, un PC e una console. Il gesto sembra essere riconducibile alla criminalità locale. A sostegno dell'ipotesi investigativa, il ritrovamento di numerosi accendini col logo dell'Udu. I PC sono stati riportati nella loro sede a Cannareggio. Il governo sta continuando a lavorare per la liberazione di Alberto Trentini, ma gli equilibri sono delicati. L'ha dichiarato il senatore veneziano Raffaele Speranzoni. Intanto l'11 maggio ci sarà un corteo acqueo per il 45enne lidense. La questione è seguita, abbiamo evitato anche di sottolineare che quella in Venezuela è una di fatto dittatura di stampo marxista, che è quanto di più distante ci sia dai nostri valori, proprio per non esacerbare i rapporti tra l'Italia e il Venezuela e quindi mettere in difficoltà ancora di più la sorte dei trentini. Gli equilibri sono delicati, ma il governo sta continuando a lavorare per riportare a casa Alberto Trentini, il cooperante lidense 45enne detenuto in Venezuela dallo scorso 15 novembre, senza poter comunicare con l'esterno e nemmeno con i familiari. Il nostro obiettivo è chiaro. Chiaramente la grande difficoltà che stiamo avendo è nell'individuare interlocutori disposti ad aprire uno spiraglio per una soluzione. Di sicuro da parte del governo c'è la massima attenzione e la massima determinazione per raggiungere il risultato che tutti auspichiamo, come e non meno di quello che è stato fatto in altre situazioni, in altri scenari geopolitici negli ultimi anni. Intanto gli amici di Alberto e l'associazione Articolo 21 chiedono di partecipare al corteo di barche a remi lungo il Canal Grande, organizzato per domenica 11 maggio con ritrovo delle imbarcazioni alle 10 a Santa Chiara per finire alle 11:30 in bacino San Marco con l'Alzaremi. Davanti alla Basilica della Salute sarà presente una rappresentanza di familiari e amici di Alberto che in questi mesi hanno sempre cercato di mantenere alta l'attenzione. Il sindaco Brugnaro svende le case comunali sfitte per il Bosco dello Sport invece di investire sugli alloggi Ater, così dall'Assemblea per la Casa. Licenziosa la proposta del sindaco Brugnaro di vendere le case pubbliche con uno sconto del 40% all'inquilino residente, visto che la legge regionale 39/2017 all'articolo 48 prevede uno sconto massimo del 20%, proposta che la Consulta Civica Sportello Sociale di Venezia giudica oltremodo inaccettabile, visto, dice, che i fondi ricavati andrebbero a finanziare il Bosco dello Sport. Una cosa che noi rimandiamo al mittente e rispondiamo: non c'è nessuna vendita di patrimonio pubblico e non c'è nessuna vendita a scapito delle classi sociali che hanno bisogno. Oltre 1.400 i veneziani e mestrini che hanno presentato domanda per l'assegnazione di un alloggio all'ultimo bando ERP, a fronte di una stima di oltre 2.000 case sfitte inabitabili perché chiuse dall'Ater, sempre tra terraferma e isole. Immorale e scandaloso, rincarano così la dose i ragazzi dell'Assemblea Sociale per la Casa. Le soluzioni sono appunto, come è stato detto poi diverse volte, immagino anche prima di me, che non sia permesso in questo momento l'alienazione del patrimonio residenziale pubblico, ma che invece i soldi vengano investiti non per finanziare progetti speculativi, ma per rimettere a nuovo e rendere abitabile e assegnabile il patrimonio residenziale pubblico esistente, che non può e non deve essere alienato, perché non può essere questa la prospettiva politica sulle residenzialità e sulla vita in questa città di nessuna amministrazione e soprattutto di questa amministrazione. Non è escluso che entro maggio possa esserci una marcia verso Palazzo Ferrofini per un incontro con l'assessore di reparto per ribadire la presa della casa pubblica come diritto inviolabile. Illegale certamente occupare le case, ma ancora di più immorale lasciarle vuote così dal PD. E inoltre la cosa ancora più grave
si era puntato molto sulla sicurezza e il problema della sicurezza è causato soprattutto in questo periodo dalla mancata ristrutturazione delle case. La mancata ristrutturazione delle case che cosa implica? Implica che queste case vengano murate o occupate. Inaccettabile il tentativo della Regione Veneto, avallato dall'amministrazione comunale, di stravolgere l'accordo Moranzani del 2008. Subito una mozione in Consiglio Comunale. Sono le parole di Monica Sambo della segreteria veneziana del Partito Democratico. No alla discarica al vallone Moranzani, la Regione tradisce gli accordi, ora una mozione urgente in Consiglio Comunale. Questa è la ferma presa di posizione del PD di Venezia con Monica Sambo. È evidente invece che serve un investimento e realizzazione subito del parco, per questo chiediamo, e del risanamento delle bonifiche dell'area che vengono richieste da anni. Ricordiamo che quello era un progetto che negli scorsi decenni era stato condiviso con la cittadinanza, con un percorso partecipato e attivo di amministrazione e cittadini, percorso che è stato completamente sconfessato e abbandonato sia dalla Regione ma anche del Comune. Adesso la Regione appunto fa mera propaganda, ma in realtà sta di fatto fregando il territorio, e il Comune è silente solo per convenienza politica. In questi anni non ha tutelato il territorio di Marghera di Malcontenta, ma in realtà ha approvato e devastato ancora di più il territorio, appunto sconfessando completamente quel progetto condiviso e di riqualificazione e di bonifica che era invece il vallone Moranzani. L'iniziativa nasce dal volontariato e rientra nell'ambito del progetto Tenerezza. A pensarla e realizzarla concretamente è stato lo psicologo veneziano Giuseppe Baldan con la sua associazione sportiva dilettantistica Club Delfino con sede alle Zattere. Mercoledì mattina Gino Cecchettin sarà a Venezia già di buon'ora, prima per incontrare gli studenti dell'Istituto Cavanis e poi al Liceo Classico Marco Polo in centro storico a Venezia. Poi alle ore 10:30 un momento di riflessione offerto alla città ad ingresso libero e senza necessità di prenotarsi in anticipo, che si svolgerà al Museo Musica nella chiesa di San Vidal, vicino a Campo Santo Stefano. A promuovere l'incontro, che nasce dal volontariato ed è perciò molto importante, lo psicologo veneziano Giuseppe Baldan, formatore e titolare dell'Associazione Sportiva Dilettantistica Club Delfino, con sede ad Orsoduro nella palestra delle Zattere. Un appuntamento nell'ambito del progetto Tenerezza. Ci siamo resi conto che lavorare sulle emozioni, sul bullismo, su tutte queste questioni che occupano oggi il mondo della scuola era molto importante. Grazie a un amico sono riuscito ad entrare in contatto con Gino e ho provato e lui volentieri ha accettato. Cara Giulia, quello che ho imparato da mia figlia, questo è il sottotitolo della mattinata, che darà importanti spunti di riflessione per i ragazzi, ma anche per gli adulti, nessuno è escluso. Gino Cecchettin perché è affascinante quello che lui fin da subito ci ha mostrato, la sua gentilezza nella disperazione. Io personalmente sono rimasto incantato dalla delicatezza che ha usato nei confronti della stampa, delle persone che gli stavano vicino. La politica con le amministrative di primavera nel veneziano, 2 comuni chiamati alle urne per votare il nuovo sindaco, Eraclea e Santa Maria di Sala, entrambi commissariati. Stasera il nostro viaggio con il primo dei 3 candidati a primo cittadino a Santa Maria di Sala, Alessandro Arpi, a capo della maggior parte dei partiti del centrodestra. 40 anni, sposato e papà di 2 figli, Alessandro Arpi, già vice sindaco, si candida per la poltrona di primo cittadino a Santa Maria di Sala, sostenuto dalla maggior parte dei partiti del centrodestra. Mi candido perché c'è la necessità di crescere in trasparenza e sbloccare progetti per il nostro territorio. Interpreto la volontà del centrodestra unito, abbiamo quasi tutti i partiti del centrodestra e quindi abbiamo 6 partiti in coalizione con 64 candidati che appoggiano questa coalizione. Lo slogan della nostra coalizione è crescere insieme. Abbiamo l'appoggio della Lega, di Fratelli d'Italia, di Coraggio Italia, di Indipendenza Veneta, di Azione e
e dell'UDC. I nostri obiettivi sono far vivere i centri paese, quindi mantenere i servizi attivi e anche implementarli, quindi dalla parte scolastica ai commercianti, piccoli commercianti locali, difenderli e proteggerli e fare crescere questa rete di servizi. Dall'altra manutentare quello che negli ultimi 40 anni si è creato per il nostro territorio, quindi investimenti in conto capitale per diminuire i costi in parte corrente e creare anche servizi nuovi sbloccando finanziamenti sovracomunali. Vi chiediamo di votare per la nostra coalizione perché ci sono tutti gli ingredienti per un buon successo: esperienza, trasparenza e una buona compartecipazione con 64 candidati e ben 6 partiti di appoggio. A 80 anni dal giorno in cui Venezia venne liberata, l'amministrazione comunale si è impegnata ad organizzare 2 cerimonie per ricordare la giornata storica. Venezia ricorda gli 80 anni dalla liberazione del nazifascismo con le cerimonie in laguna e terraferma. L'evento si è svolto prima nei giardini di Castello al monumento alla partigiana, poi in piazza Ferretto a Mestre. Per l'occasione la giovane orchestra metropolitana ha dato voce alla libertà intonando le note dei brani della tradizione, grazie all'entusiasmo dei suoi giovani orchestrali, dal direttore musicale e dei docenti. Affidiamo ai giovani e al loro talento un grande messaggio di libertà, di democrazia, in questo particolare momento storico anche di pace, affinché siano loro a raccogliere il testimone e a essere custodi della memoria, di questa memoria storica. Il 28 aprile del 1945 i carri armati arrivarono in piazzale Roma, le forze di liberazione sfilarono in piazza San Marco insieme ai cittadini. Avvenimento immortalato da iconiche foto dell'epoca e video dell'Istituto Luce. Non mancano le parole di solidarietà della presidente Damiano rivolte alla comunità ebraica prima di ricordare Papa Francesco. Un messaggio di solidarietà arrivi alla comunità ebraica di Venezia, di tutta Italia, in particolare a Liliana Segre, che anche durante il 25 aprile purtroppo ha subito attacchi e insulti, proprio lei che ha vissuto sulla propria pelle un'orribile pagina della nostra storia. Venezia, con la sua grande storia in cui davvero è stata promotrice, ha valorizzato i popoli, il dialogo, città dell'accoglienza, crocevia di culture, parta ancora una volta un messaggio di pace e di solidarietà tra i popoli, proprio come ci ha sempre ricordato Papa Francesco. È davvero tutto, vi lascio ora alla sigla e alle previsioni del tempo. Grazie per averci seguito e buona serata.